anche non appartenersi in un modo così diretto. Chiarissimo. Matteo, la stessa domanda la rivolgo a te. Anche alla luce, ripeto, di questo movimento molto prolifico, di questa energia che si sta sviluppando, pensi che ci siano i presupposti, ci siano le basi per far sviluppare il settore cinematografico nella nostra isola e soprattutto quali sono le condizioni perché ciò avvenga al meglio? Ah, mi diceva Simone, certamente la Sardegna anche come luogo, diciamo, fisico può dare tantissimo. Ovviamente io ho una casa di produzione anche a Cagliari e spesso, come Simone sa, ci troviamo in contatto con tantissime troupe cinematografiche nazionali e internazionali che vengono qui a girare sia gli spot pubblicitari che i film, un po' perché la Sardegna offre a livello di paesaggio più che bellezza, questa certamente anche una certa varietà, dal mare alla montagna trovano veramente location insomma perfette spesso per i propri film, dal film più indipendente che posso girare io fino alla Sirenetta. Quindi è un'isola particolare sotto questo punto di vista. D'altra parte direi che forse è il caso anche dei tre autori, registi che stanno parlando oggi, noi tre, perché tutte e tre mi pare che abbiamo comunque lavorato sempre con soggetti e film che hanno una certa dose di magia o comunque di fantastico all'interno, tutte e tre, sia Simone che ha girato il suo film Treula Babbu, che insomma è veramente, ha veramente delle parti fantasy importanti, sia Mauro che ha sempre nella sua visione degli elementi sia dai primi horror che faceva, ma poi in tutte le altre cose che ha fatto, elementi che vanno dall'horror al fantasy fino al fantasy storico, con quello che ha fatto. E anch'io mi sto ritrovando poi a raccontare delle storie in cui le componenti fantasy magiche ci sono sempre presenti. In questo credo che l'isola stessa, la Sardegna, il modo in cui siamo cresciuti, le cose che abbiamo sentito anche dai nostri genitori e dai nostri nonni abbiano influito non poco nel creare anche il nostro immaginario, in modo particolare in Ogliastra, credo, visto che poi tutte e tre appunto siamo qui e tutte e tre ci piacciono questo genere di storie, incrociato poi con tutta la questione sociale, antropologica sarda che inevitabilmente poi nei film viene da sé, viene raccontata. Quindi direi che la Sardegna dà tantissimo al cinema e vediamo che cosa noi riusciamo a riportare indietro. Ecco, e a questo punto mi corre l'obbligo di intervenire perché immagino che per produrre dei film indipendenti, perché di questo stiamo parlando, occorra anche un sostegno finanziario importante. Quanto è difficile recuperare il budget? Adesso chiedo a Mauro, poi a Simone e infine a Matteo. È una difficoltà? Quindi... Sicuramente sì, forse questa domanda era meglio per, sì, lo so, però, insomma, per Matteo. Io ad esempio, ripeto, ho avuto comunque la fortuna di lavorare fuori, all'estero, comunque cioè, la produzione era fatta sia da americani che italiani, abbiamo preso soldi fuori dalla Sardegna, quindi in realtà forse i primi cortometraggi poi insieme a Nurages li ho girati in Sardegna, però Nurages ad esempio non ha mai avuto finanziamenti regionali. Ricordiamo Nurages, l'epopea di un eroe nuragico. Sì, Nurages, il cortometraggio l'ho fatto con Salmo, che ho fatto nel 2016. Adesso però voglio lavorare qua, voglio produrre un paio di film qua in Sardegna, o uno se ce la facciamo, quindi stiamo collaborando con la Film Commission per un nuovo progetto. Adesso vediamo come va, c'è la Film Commission e anche la regione, stiamo aspettando risposta. Sì, ricordiamo che c'è stato l'avvicendamento, il neopresidente Matteo Frate di recentissima nomina, sì, al quale appunto sì, anche noi ci rivolgiamo. Però già alla Film Commission quest'estate abbiamo girato delle scene, ci ha dato una grossa mano, insomma, siamo trovati benissimo.
e sono dietro a questo progetto che per ora è segreto, però insomma Non c'è un possiamo film. spoilerare nulla, non... Ma si può dire che comunque, come diceva Matteo, anch'io cado sempre nel un po' fantasy, comunque è un film, è un horror, però in realtà è anche una storia drammatica di una famiglia, è un film Ambientato ambientato negli anni 40 in durante la Sardegna? seconda guerra mondiale in Sardegna, però in realtà è un folk horror, cioè è un po' il genere, può richiamare diciamo quello che è ad esempio il film The Witch di Eggers, quel genere della A24 che sta andando parecchio adesso, cioè è un genere folk horror e racconta le creature The Witch parlava della strega, adesso io sto facendo un horror che invece parla di qualcosa di sardo, della mitologia sarda, c'è proprio un mostro mitologico sardo, però ambientato come sempre nei miei film, alla fine ci metto tutto il fattore umano e in realtà il film parla di una famiglia, il contesto è horror, però parla di emozioni e Di una rapporti famiglia familiari. sì, esatto, non posso spoilerare altro, ci sono gli attori eccetera che non posso dire, però sì, è un progetto che sta andando avanti, lo stiamo facendo con il Rave Studio di Andrea Folino, insieme ad Alessandro Fele, che sono miei amici già da quando abbiamo fatto Nurages. Insomma, c'è il team di Nurages che adesso dal mio rientro del western che lavorerà a un nuovo progetto, perché li avevo un po' mollati per lavorare fuori, adesso che sono qua stiamo cercando di portare avanti un progetto e lo vorrei girare tutto in Ogliastra, insomma. Abbiamo già girato delle scene qua in Ogliastra quest'estate, l'Ogliastra è impressionante, c'hai un sacco di set, è proprio l'imbarazzo della scelta, hai bosco, montagna, pianura, hai tutto, hai hai tutto. tutto, A pochi chilometri. è spettacolare, infatti come dice Matteo, c'ha Nel ragione, raggio è di spettacolare. pochi chilometri. È questo che si ambita appunto anche magari per altre produzioni. Simone, quanto è difficile reperire finanziamenti per sostenere una produzione cinematografica? Tu ti sei scontrato con questo aspetto? Beh, sì, sui miei progetti come autore è chiaro che anch'io ho realizzato dei low budget sostanzialmente. È difficile, certo, però in Sardegna abbiamo un buon impianto, insomma, legislativo che sostiene il sistema, che in questi ultimi 10 anni, forse anche più di 10, quasi 15, è entrato a regime, ha pubblicato dei bandi. È chiaro, i soldi sono sempre pochi, ma allo stesso tempo comunque la legge sul cinema, gli altri strumenti che la Film Commission ha ideato e rodato in questi anni diventano un buon viatico poi nella ricerca di partnership, nel senso che si parte da una base regionale di sostegno finanziario per i progetti degli autori sardi, che poi offre la possibilità magari di agganciare un bando di finanziamento a livello nazionale, una coproduzione europea e quant'altro. Allo stesso tempo, però, penso che la ristrettezza finanziaria è chiaro che è un limite, ma non è necessariamente un handicap, nel senso che si può ovviare alla scarsità della risorsa finanziaria con una ricchezza creativa, anzi spesso è stimolo per trovare delle soluzioni che magari facilmente realizzeresti con una grossa disponibilità di denari, ma che in mancanza di questi in qualche modo ti devi inventare. Spesso, le soluzioni più originali nascono dall'input che ti dà la ristrettezza economica. Quindi di necessità virtù in qualche maniera, la necessità aguzza l'ingegno, quindi di fronte alla scarsezza di mezzi bisogna inventarsi qualcosa che magari funziona pure bene. Anche se poi se andate a chiedere agli autori se preferirebbero avere tanti soldi o pochi soldi, nessuno dirà pochi soldi. È così, Matteo? Sì, è così. Qui vedo che tutti sorridete, insomma. È sempre così.
È normale. È proprio questo. Chiaramente poi le idee si adattano anche ai budget, diciamo. Però questo è bello, anche in questo mestiere. Anzi, forse sarebbe, me lo dico da solo, forse sarebbe peggio troppi soldi per fare i primi film, perché forse avendo troppe possibilità, esatto, non cresci, non costruisci, non sai veramente quello che vuoi, nel senso che poi dovendo fare poche cose, avendo poco tempo, scopri veramente quali sono le cose a cui tieni di più, e tutto il resto per forza lo devi sacrificare, quindi rimangono le tue immagini, le tue ossessioni in qualche modo, che poi fare il regista, come anche penso fare lo scrittore o l'artista in generale, sia un po', insomma, filtrare il mondo attraverso la propria visione, e quindi rimangono le cose che più ti appartengono, no? Diciamo che il bello di avere pochi soldi, forse sì. Sì, va bene, insomma, diciamo che bisognerebbe trovare il giusto equilibrio appunto fra necessità e virtù. La virtù è data appunto dalla capacità dei registi e dei produttori di mettere in scena, di girare dei film, dei prodotti accattivanti, e con i pochi mezzi che sono a disposizione. E noi su queste considerazioni chiudiamo qui il primo blocco di interventi, perché la pubblicità incombe e io do la parola alla regia per la pubblicità. A voi regia. Siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa Filigrana d'autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Eccoci qua, siamo in onda dai nostri studi di Radio Stella, nero su bianco, stiamo parlando della stagione interessante, anzi interessantissima, la Nouvelle Vague sarda, il cinema che sta in qualche maniera sviluppando
un piano complessivo, perché a me pare di capire che veramente all'opera ci siano tanti protagonisti che a loro modo, ognuno come dire, con i propri codici espressivi, lavorano al cinema e lavorano anche bene. Però Mauro, i registi e i produttori hanno bisogno degli attori per realizzare il loro prodotto. È difficile trovare attori in Sardegna? Vi rivolgete all'esterno? Oppure diciamo che al pari dei registi e dei produttori in Sardegna c'è come dire, una classe emergente di attori? Passatemi questo termine anche se non è proprio corretto. Beh, allora, ci sono sicuramente lo stesso, la Sardegna, cioè, siamo pochi. Ecco, sì, Già gli esseri umani sono pochi. Anche i registi sono pochi, eppure gli attori. Quindi, però in realtà ce ne sono tanti, tanti sono bravi. Io ad esempio non ho ancora avuto la fortuna di lavorare a un film completamente sardo, ma come ti ho detto prima ci stiamo lavorando a 2 progetti. Ti ho parlato di quello degli anni 40, ce n'è un altro in realtà che è proprio autoprodotto col Riff Studio, che è ambientato ancora più indietro nella storia sarda, e quello avrà attori internazionali e sardi. Trovarli, sì, non è semplice, come non è mai semplice trovare attori bravi anche nel mondo, perché l'attore, essendo un artista, trovare proprio quello che ti sfonda lo schermo appena non è semplice, però ci sono. Sulla base di quella sceneggiatura del protagonista. Io ad esempio per questo film che stiamo facendo, di cui stiamo aspettando finanziamenti eccetera, comunque stiamo portando avanti col Riff Studio, io ho fatto tanti provini per trovare un'attrice sarda emergente. E comunque grazie a Maurizio Pulina, che è un attore sardo molto bravo, che ha fatto i miei primi lavori, insomma, lui ha una scuola, sta formando tanti giovani attori che secondo me stanno spaccando. Infatti grazie anche a lui ho trovato questa attrice. Bisogna saper cercare, bisogna avere tatto, bisogna avere occhio e orecchio, ci sono. E ripeto, non è semplice. Io arrivo da una produzione enorme, americana, italiana e francese, dove c'era la direttrice del casting che mi passava i provini di attori che avevano lavorato a serie e film famosissimi. Quindi abbiamo provinato attori che comunque avevano già fatto tanto, poi preso attori senza neanche il provino come Travis Fimmel che ha fatto Vikings eccetera. Quindi arrivo da quella realtà. Allo stesso tempo ho portato qualche attore sardo che poi ha fatto anche successo, quindi ci sono. Poi noi sardi abbiamo la testa dura e ci sono quegli attori che poi escono fuori e fanno un enorme successo. Te l'ho detto, e comunque è difficile trovarli bravi, come è difficile trovare bravo qualsiasi. Chiaro. Quindi, però magari in esiste, Sardegna ci sono un po' di più, perché come dicevi tu i numeri sono quelli perché che siamo sono. pochi, Perché certo. siamo pochi, certo. Sì. Simone, il bambino di Treula Babbu, quello splendido ragazzino che tu hai avuto il piacere di guidare nel film, è stato amore a prima vista col protagonista di quel tuo film? Per te c'è la stessa difficoltà? So che adesso stai lavorando ad una grossa produzione, magari poi ce ne parlerai. In Sardegna ci sono attori in grado di poter dire la loro? Ma assolutamente sì, insomma, poi sapete, il concetto di attore è molto generico, o meglio, forse più che generico, è molto sfaccettato, nel senso che per attore si può intendere un attore professionista, quindi una persona che ha un lungo e articolato percorso di formazione, ma spesso il cinema autoriale, quello di impianto più neorealista, se vogliamo, si avvale invece dell'utilizzo e dell'apporto
degli attori non professionisti, si va a scegliere un interprete per un criterio di fotogenia, e quella è una dote naturale, nel senso che una faccia o ce l'hai o non ce l'hai, perché madre e padre che hanno fatto così. Chi si sceglie per una vicinanza prossima e naturale al personaggio, quindi l'attore non deve far altro che rendere se stesso davanti alla telecamera in modo naturalistico, molto, molto spontaneo e fresco. Quindi la Sardegna offre sia un ampio, ma non solo la Sardegna, insomma, tanto cinema neorealista italiano degli anni 50, degli anni 60, ha utilizzato, pensiamo a Pasolini, ha utilizzato attori che venivano di fatto dalla strada e che hanno con estrema dignità raccontato e rappresentato i propri personaggi. È chiaro che con un attore invece professionista c'è tutto un altro lavoro, si può andare più a fondo, si possono costruire cose che non appartengono all'interprete e ai suoi personaggi. Però, per quel che ne so, la Sardegna offre davvero un buon parterre di attori e di interpreti. La Sardegna è anche terra di street casting, ci si mette per strada. Matteo lo sa bene, che ha lavorato tanto con Salvatore Merelli, si mette per strada, si va in giro per le sagre, per gli eventi, e si cercano volti, facce, suggestioni per la forza. Penso che anche da un punto di vista umano sia un'esperienza meravigliosa. Lo chiediamo a Matteo. Matteo, quali sono i requisiti che devono avere i tuoi attori? Beh, dipende sicuramente dal progetto. Io mi sono messo a lavorare con attori molto giovani. Da poco ho finito di girare il mio primo lungometraggio, che è veramente molto indipendente, e la protagonista era una ragazzina di 11 anni, per cui lì non si può parlare propriamente, almeno sicuramente non in Sardegna, di attrice professionista, però ecco, soprattutto in quei casi la ricerca è veramente molto difficile, però vorrei anche dire che forse insieme al cinema che sta nascendo in Sardegna nascono anche, oltre che i registi, anche gli attori insieme a noi, insieme ai nostri lavori. Questa ragazza per esempio faceva teatro, e comunque la scena teatrale sarda è assolutamente viva, e qua a Cagliari in maniera particolare, e quindi anche il teatro dei ragazzi, e quindi è anche facile da un certo punto di vista trovare delle attrici e degli attori che sono già abbastanza disinibiti e sanno già cosa voglia dire recitare anche in giovanissima età. E poi il percorso di vita di ognuno li porterà a diventare, scegliere, certo. sì, magari un'attrice professionista oppure scegliere altri percorsi. Quindi io di solito lavoro spesso con i ragazzini, è una cosa che per le storie che scrivo, che ho scritto fino adesso, è sempre stata, insomma, sono sempre stati i ruoli maggiormente importanti, ma ci sono le persone, ci sono i talenti ovunque, bisogna cercare, ma ci sono. Abbiamo parlato quindi di finanziamenti, di budget, di casting, ma adesso parliamo anche di distribuzione. Anche lì i canali vanno cercati, come vanno cercati, che cosa succede? Mauro? Beh, allora, sì, già qua si parla da un punto di vista più produttivo. Sì, ad esempio anche nei bandi, se hai già la distribuzione del film, un'opzione è importantissimo. I canali vanno cercati, bisogna fare le riunioni, bisogna presentare il progetto, bisogna portare il mood board, bisogna portare, insomma, io quando abbiamo girato il western, ripeto, ho avuto la fortuna di avere la Palomar come produzione insieme a Bron Studios
sono americani. La cosa strana era che abbiamo girato senza la distribuzione iniziale, ce ne siamo fregati altamente della distribuzione, abbiamo girato direttamente il film, la serie, ed mentre che la giravamo si montava e poi hanno trovato la distribuzione. In questo caso hanno firmato con AMC, che è il canale che ha fatto Breaking Bad. Ero molto contento che avevano firmato con AMC perché dava libero spazio alla mia arte. Già mi stavano dicendo di censurare delle cose che poi non sono state censurate, Sì, grazie al fatto questi problemi, che certo. è entrata AMC, perché magari entrava un'altra distribuzione che voleva, insomma, voleva qualcosa di più adatto a un pubblico, e quindi avremmo censurato tutto, perché la distribuzione è comunque importantissima. Partendo dall'indipendente, insomma, non è semplice, ma si trova. Adesso forse Matteo ne sa di più, perché, ripeto, io mi sto avventurando nell'autoproduzione adesso, e soprattutto in una produzione fatta completamente in Sardegna. Quindi chi vivrà vedrà, da qua a insomma. un anno, esatto, quindi c'è già interesse in realtà distributivo da fuori, però vediamo anche come procedere, perché ci sono tante cose da capire. Simone, tu hai incontrato difficoltà nella distribuzione? Ma guarda, per le pochissime esperienze come autore sulle mie, che conto proprio sulle dita di una mano, più che difficoltà, sai, è la forza delle storie che racconti, dei progetti, perché tutti possiamo avere accesso ai festival, no? Quindi, come dire, è un discorso molto complesso, anche perché non esiste progetto di per sé, ci sono varie tipologie di progetti, quelli più industriali, quelli più autoriali, ci sono tantissime possibilità, canali distributivi, soluzioni. Io ho fatto un piccolissimo film indipendente, quasi autoprodotto, che è stato Treula Babu, è stato mandato alle selezioni dei festival, infatti non è stato preso, e anche lì ci sono sicuramente i limiti, come dire, narrativi, di concezione del progetto, e poi c'è anche un impianto che non era industriale, no? Nel senso che oggi per chiudere finanziariamente un film devi avere dei nomi grossi, importanti, che fanno parte proprio dell'industria vera e propria, e senza quei nomi, che in teoria dovrebbero garantirti delle fette certe di pubblico, non più di budget, quindi non è la fiducia da parte dei produttori e degli stessi bandi di finanziamento a cui si partecipa. Però Treula Babbu alla fine, almeno sul circuito, come dire, regionale, sono riuscito a distribuirlo, ha avuto un paio di settimane di pintura nelle sale. Questo perché comunque gli esercenti locali, quelli sardi, hanno un'attenzione nei confronti della cinematografia regionale, sicuramente ha un po' più pubblico, ecco, questo bisogna riconoscerlo. E dopo Treula Babbo ho fatto Frare Miu, che è stato un cortometraggio, e quello con attori prevalentemente non professionisti. Abbiamo fatto le selezioni ai festival, insomma, quelli grossi non l'hanno preso, è stato preso in piccoli festival, insomma, di seconda o terza fascia, così vengono definiti. Ha avuto una sua distribuzione. Questa è tutta l'esperienza che posso portarvi dal punto di vista di autore, dell'esperienza che ho avuto come autore. Chiaro. Matteo, veniamo a te. Tu come ti muovi? Allora, la distribuzione certamente, come abbiamo già detto
amici e colleghi, non è uno snodo facile, però è anche fondamentale, perché poi essendo noi produttori, in un certo senso, essendo anche, appunto, io avendo una casa di produzione, abbiamo anche il problema che poi bisogna vendere i prodotti che si producono. Ovviamente io per adesso ho fatto, a parte l'ultimo lavoro che ancora però è in fase di montaggio, cortometraggi che hanno un circuito tutto loro. Alla fine si riesce a vendere anche quelli, però ovviamente si parla di una distribuzione ben diversa. Come diceva Simone, per i lunghi, e come diceva anche Mauro, è più difficile. Oggi, in un mondo dove poi la serialità e anche le crisi delle sale cinematografiche, insomma ci mettiamo dentro tutto, rendono ancora diversa la distribuzione. Sicuramente le piattaforme diciamo video, quelle che insomma utilizziamo a casa per vederci il film, richiedono una quantità di contenuti sempre maggiore, quindi i film sono sempre molto richiesti. Ovviamente per essere vendibili nel mercato chiaramente servono dei nomi che probabilmente a volte sono, appunto, avendo degli attori famosi è più facile vendere un film, avendo un traino di un buon festival, chiaramente un festival che va a Venezia ha possibilità di essere venduto. Devo dire che ha tante difficoltà, però insomma il cinema sardo ci ha dato dei grandi esempi e continua a darceli, voglio dire, da Salvatore Meleu per primo, ma anche Bonifacio Angius, lo stesso Mario Piredda più giovane, hanno tutti firmato lungometraggi che poi sono andati sono stati venduti, sono stati distribuiti anche fuori dalla Sardegna, per cui senza avere grandi attori, senza avere grandi budget soprattutto, e questo è per la forza delle storie, per la forza dei registi, quindi una strada c'è, ed è quella che già insomma il cinema sardo ci sta indicando. C'è grande attenzione per le cose che si fanno in quest'isola, sicuramente. Mauro concorda, ma noi siamo arrivati al secondo blocco pubblicitario. Io do la parola alla regia per la pubblicità, poi concluderemo la nostra chiacchierata sul cinema in Sardegna. A voi regia. Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro gli Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega e inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano.
La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuliga Dentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte orafa Filigrana d'autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Ed eccoci qua, siamo di nuovo in onda, siamo qui nei nostri studi per parlare del movimento cinematografico in Sardegna con 3 graditissimi ospiti. Abbiamo in studio Mauro Aragoni, tortoliese, abbiamo un videocollegamento, Simone Contu, che è originario di Iersu ma lavora a Cagliari, e poi abbiamo Matteo Incollu, che è un altro diastrino di Baunei, ma è anche lui a Cagliari. Abbiamo saputo da Mauro a cosa sta lavorando, però vorrei chiedere a voi, Simone e Matteo, che cosa state facendo? Simone, a cosa stai lavorando? Lo possiamo sapere o è un segreto? No, nessun segreto, come vi ho detto, io lavoro come location manager in Sardegna, insomma, questo è il mio mestiere. E adesso sto preparando le riprese del film di un regista romano che si chiama Riccardo Milano, che verrà girato insomma qui in Sardegna. Le riprese sono previste come inizio per metà febbraio, circa una commedia con un cast nazionale, come tante, insomma, ecco, Sardegna è terra di progetti, ripeto, adesso non vorrei tornare sugli argomenti affrontati prima, ma questa legge regionale è davvero una buona cosa. Diciamo che oltre agli autori locali, quindi alla cinematografia sarda, insomma, si parla di quel sarda, abbiamo tutta una serie di progetti industriali che arrivano nell'isola attratti dai cofinanziamenti, insomma, e come da più parti si dice, ogni euro che la Sardegna investe nel settore poi garantisce un ritorno economico importante, perché vieni a spendere anche budget che arrivano da oltremare, insomma, portati dal film di Riccardo, che su 8 settimane circa di riprese ne farà quasi 7 in Sardegna, viene a spendere i soldi del Ministero, i soldi di Netflix, insomma, le piattaforme che producono il progetto, e di fatto li lascia sul territorio. Ecco, questo è molto importante. Questi finanziamenti, questo sostegno della Sardegna fa in qualche maniera da contraltare invece ai tagli decisi a livello nazionale. Simone, come è stata vista questa iniziativa statale da voi che lavorate nel settore? Beh, ha preoccupato i produttori, perché chiaramente il tax credit ormai era un sistema virtuoso di finanziamento del settore, e lo stop che questa amministrazione, questo governo nazionale ha voluto imporre accampando la necessità di una riorganizzazione generale del settore, di fatto ha portato ad un fermo importante, di cui forse in Sardegna non so quanto possa essersi sentito. Se devo portare la mia esperienza personale, io non ho mai lavorato tanto come in questo ultimo anno e mezzo. Quindi non so, però c'è una effettiva preoccupazione. Paradossalmente l'anno scorso ho lavorato di una serie per Sky Studios, una serie internazionale di lingua inglese, e
la troupe, l'esecutivo era italiano, quindi diciamo Sky Studios Inghilterra ha subappaltato a una società italiana la realizzazione di questa serie, che è stata interamente realizzata in Italia, e i colleghi romani dicevano: siamo tra i pochissimi che quest'inverno, perché abbiamo cominciato a lavorare a febbraio scorso, stanno lavorando. La maggior parte dei nostri colleghi a Roma sono fermi. Ma vediamo come andrà a finire anche questa vicenda. Matteo, possiamo sapere cosa stai lavorando tu in questo momento? No? Sì, certo. Me lo racconto. Io sono al montaggio come vi dicevo prima, del mio primo lungometraggio che ho girato l'estate scorsa, che è un film indipendente, molto indipendente, che ha ricevuto un finanziamento anni fa dalla Regione Sardegna, e con quello e pochi altri fondi abbiamo alla fine deciso durante l'estate scorsa, pur di non perdere il finanziamento e pur di fare il film, ho deciso di girarlo a tutti i costi, nel vero senso della parola. Quindi è girato in 3 settimane, che è veramente poco per gli standard classici, insomma, del lungo, rivoluzionando un po' la sceneggiatura, e appunto asciugandola di tutto quello che non era in quel momento vicino alle cose che volevo raccontare. Siamo riusciti a mettere in piedi con la nostra casa di produzione una piccolissima troupe che ha girato in Marmilla principalmente, e un po' vicino anche al genere che diceva Mauro prima, del folk horror. In un certo senso non è un horror nel vero senso della parola, ma parla di una ragazzina che abita in un piccolissimo paesino della Sardegna e comincia a vedere i morti o i fantasmi in giro per il suo piccolo paese. E questa è la storia, un'avventura un po', insomma, un po' da brividi, però sotto il sole, lungo le sponde di un lago, un'avventura giovanile con degli echi un po' spaventosi o angoscianti, più che spavento, più che horror vero, c'è un po' d'angoscia, ecco. E comunque adesso siamo al montaggio, mi auguro di finirlo presto e di poterlo... Quando potremo vederlo? C'è un cronoprogramma, quindi il montaggio, sorridi. Sì. No, il montaggio finirà a marzo adesso, cioè tutta la post-produzione finirà a marzo, il suono e le musiche. Poi cercheremo un'uscita in un festival il più grande e importante possibile, vedremo che cosa sarà la misura di questo film, e poi un'uscita nelle sale sarde sicuramente. Io vorrei sperare per l'estate, autunno, in un'uscita nei paesi, sicuramente prima di tutto a Tortolì, al cinema di Franco, e poi sì, insomma, che ancora resiste, perché veramente è l'ultimo dei moicani. Scusatemi questa citazione, so che è un po' campata per aria. Sì, speriamo resista ancora, perché veramente le sale da cinema, soprattutto quelle più piccole, insomma, ci sono veramente poche. Tu hai già detto a cosa stai lavorando, però la domanda quindi la faccio su quello che hai fatto. Mi riferisco a Dylan Dog, che è stato il tuo ultimo lavoro. Sì, sono buttato su, vabbè, essendo anche sceneggiatore, sono approdato ho avuto la fortuna di lavorare per il mio fumetto preferito, insomma, perché sono un fan di Dylan Dog da quando sono piccolo, e quindi aver avuto la fortuna di lavorarci è stato un sogno che si realizzava. È andato bene, e adesso mi hanno messo a scriverne un altro, insomma, ho mandato un altro soggetto, Tiziano Sclavi l'ha letto, Barbara Baraldi l'ha amato, che è la nuova curatrice di Dylan Dog. Niente, quindi adesso infatti sono arrivato qua che avevo gli occhi così, perché sono sulla sceneggiatura. È tutto un altro linguaggio il fumetto, però allo stesso tempo si avvicina molto al cinema, quindi è un po' come la trasposizione, fare lo storyboard, esatto. È più difficile? Ma alla fine la sceneggiatura è un po' più difficile, perché nella sceneggiatura di un fumetto devi segnare a ogni vignetto, cioè fai sia lo storyboard che
che è location manager, che è regista, che è sceneggiatore, che è costumista, che è direttore della fotografia, perché comunque al disegnatore gli devi dire tutto, lasciandogli anche l'interpretazione di alcune cose, anche di diverse cose. Però quando scrivi la sceneggiatura, insomma, vai proprio pagina per pagina, è pesante, non è per niente semplice. Invece la sceneggiatura di un film è un po' più semplice, perché vai a togliere alcune cose per farla leggere anche un po' più scorrevole agli attori e ai produttori, che non hanno voglia di sentire che il bicchiere è caduto a terra e si è rotto. Invece nel fumetto lo devi mettere, perché sennò il disegnatore si incasina e non riesce. E quindi sì, è un'altra... sì, per me è sempre scuola, e poi ripeto, amo Dylan Dog, e sono veramente onorato di lavorarci, e anche onorato che sia andato bene il mio primo Dylan Dog e che adesso ne sto facendo un altro. Quindi sì, sto portando avanti questo, che non so, ci impiegheremo un anno prima che esca, perché per fare un Dylan Dog ci vuole un anno. Nel mentre porto avanti quei 2 film sardi che spero che prendano la strada giusta, insomma sono sulla stessa barca di quello che abbiamo appena detto. Sì, insomma, questo confronto mi auguro che anche per i nostri ascoltatori sia stato molto molto interessante. Noi siamo giunti ormai alla fine e quindi mi corre l'obbligo di, in qualche maniera, di chiedervi di tirare le somme, di sintetizzare, di portare a sintesi quello che ci siamo detti stasera. Inizierei con Simone Contu. Allora, portare a sintesi, abbiamo un po' offerto il quadro del ciò che accade in Sardegna, nel campo cinematografico e audiovisivo, a partire dalle nostre esperienze, da quella di Mauro, Matteo, della mia. Se devo dare un parere molto personale, io sono felicissimo di vivere in Sardegna, di poter esercitare questo mestiere. Sento e sperimento, insomma, che in Sardegna di fatto si è sviluppata l'industria, abbiamo un'industria presente che tutti ci auguriamo che possa crescere sempre di più. Ricordiamoci che in Sardegna vivono e lavorano circa, adesso non vorrei lanciarmi in cifre troppo ottimistiche, ma circa 100 maestranze cinematografiche dell'audiovisivo fanno questo lavoro e campano con questo mestiere, come se ci fosse di fatto una piccola fabbrica che lavora tutto l'anno. E non solo è un indotto per le maestranze, ma poi produrre storie legate alla nostra terra significa in qualche modo promuoverne l'immagine, darle maggiore visibilità. Allo stesso tempo abbiamo un gruppo di intellettuali e di artisti, un altro aspetto importantissimo, che raccontano una terra, che elaborano dei linguaggi, e lasciano una traccia nella storia, che poi si chiama patrimonio culturale della Sardegna. No? Quindi, da parte mia il bilancio è più che positivo, anche grazie al lavoro che la Film Commission ha saputo fare in questi ultimi 15 anni. Grazie Simone per le tue riflessioni. Mauro? Sì, come ho appena detto, sono anch'io fiero di quello che sta diventando la Sardegna. Insomma, cioè, anche io non ho mai lavorato con la Film Commission, ma ci ho lavorato, cioè, fino ad ora. Ho lavorato quest'estate con loro, sono stati dei grandi, assolutamente ci hanno dato una mano, ci hanno proprio aperto le braccia, e quindi sono fiducioso e spero davvero che continui una specie di rivoluzione sul cinema sardo, e che noi autori dobbiamo portare fuori sempre di più, senza mai mollare. Non è semplice perché abbiamo parlato di budget, cose, poi come diceva Matteo anche il fatto di andare a tagliare, che alla fine vai sempre a tagliare, il budget non basta mai, è sempre meno di quello che pensi, vai a tagliare, però ti sveglia un po' l'arte, quindi vai sempre al succo del film e questo un po' aiuta.
all'autore anche a capire cosa vuole fare, perché prima si è detto quando si ha troppo budget, è vero, e questo è un problema, se hai tanto budget puoi anche sbagliare il film. Questo succede. Beh, ci sono stati dei film che sono stati dei flop pazzeschi, nonostante dei budget stellari. Esatto. Sì, se hai talmente tanto budget puoi fare tutto. Io mi ritrovo in realtà a svegliare la parte giusta di me che fa bene il film solo quando mi dicono non ci sono i soldi per farla questa cosa. E allora là ti incazzi, ma poi arrivi al succo del film, arrivi a capire veramente la tua storia, perché vai a scavare, cosa che forse non faresti addormentandoti su un budget gigantesco. Detto questo, però, il budget serve, quindi spero che comunque oltre alla Film Commission, la regione, tutte le cose vadano sempre ad aiutarci e a tirar fuori il grande cinema sardo e esportarlo fuori. Che racconta di una terra, come giustamente diceva Simone, che offre comunque un'autorappresentazione di quello che noi siamo anche all'esterno. Penso che sia importante per chi, come noi sardi, ha comunque necessità di raccontarsi oltre gli stereotipi, perché questo è importante. Beh, certo. Matteo, a te l'onore di concludere questa nostra chiacchierata. Grazie, intanto grazie. Io il fatto di essere a parlare, diciamo, sardo in qualche modo in vivo, ma io sono d'accordo con Mauro e Simone. Il futuro è promettente, sicuramente Film Commission, la legge cinema sarda, ma anche esempi di registi appunto come Mauro che riescono a ottenere grandissimi risultati anche al di fuori di queste logiche finanziarie, insomma, regionali. Ci spingono a crederci sempre di più. L'importante è che si vada al cinema. Se qualcuno, insomma, chi ci sta ascoltando adesso in Ogliastra, ripeto, mi raccomando, andate al cinema. Anche perché il cinema vero è quello che stai facendo tu e che vorrei anche portare io, quello indipendente, perché poi quando tu ti stacchi dall'industria grossa riesci a fare veramente qualcosa di unico. Però se quel qualcosa di unico la gente non va a vederlo al cinema, lo so. Purtroppo. Facciamo delle persone che ci ascoltano di andare al cinema, che a parte è un momento bellissimo, andare in sala, insomma, le luci che si spengono, il film che comincia, è fantastico. E poi noi sicuramente non ci fermiamo, continuiamo a lavorare per scrivere storie, per raccontarle, per aiutare anche altri registi a realizzarle. Quindi io sono molto fiducioso e felice, insomma, di fare questo lavoro, ovviamente. Io vi ringrazio, mi avete offerto la possibilità avete evocato la Film Commission. Io spero presto di poter invitare i vertici della Film Commission, magari per un confronto fra qualche tempo, per un confronto con voi che operate nel settore cinematografico. Vi ringrazio per la vostra presenza, quindi Mauro Aragoni, Simone Contu e Matteo Incollo. Buona serata, ringrazio chi ci ha seguito sinora. Io penso che questa chiacchierata sia stata veramente molto molto interessante, quantomeno siamo andati, come dire, a raccontare un settore importante che però non tutti conoscono, non ne conoscono le difficoltà, non conoscono gli entusiasmi, la voglia, la passione che i nostri tre ospiti mettono nello svolgere questo lavoro che nasce non è proprio, semplice. Immagino, per passione. Ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio Robert Aloi che ha curato la regia per la parte video e Daniele De Murtas che invece ha curato la regia per la parte audio, e vi do appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Nero su Bianco. Mi raccomando, non mancate. Buona serata a tutti. Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano?
Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega e inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa Filigrana d'autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo.